Oggi si inaugura la mostra 50 anni d'arte in Lombardia, è primo percorso. Mi piace sottolineare proprio questo aspetto perché con questa rassegna inizia un ciclo di mostre dedicate all'arte della nostra regione che copre il territorio delle varie province, da Mantova, Milano, Brescia, Bergamo, Cremona, eccetera, eccetera, per spaziare nell'ambito territoriale e anche temporale, con opere che partono dalla metà degli anni 60 fino ad arrivare ad oggi. In mostra è possibile ammirare 103 opere, tra dipinti, sculture e anche installazioni. Sculture di vari materiali, dalla pietra al bronzo, al legno, alla plastica, quindi un panorama ampio e variegato. Alle pareti opere importanti di artisti che hanno operato con estrema serietà e artisti che hanno avuto un successo nazionale e internazionale. Ci sono anche giovani artisti che vogliamo così presentare e promuovere con questa iniziativa. La mostra è accompagnata anche da un importante volume, un volume edito da Arianna Sartori Editore, di oltre 200 pagine che illustra tutto il percorso della mostra, quindi tutte le opere esposte, presentazione critica di Maria Gabriella Savoia. Per ogni artista è riportata anche una notizia biografica per meglio conoscere la sua storia e il suo lavoro. La mostra inizia oggi, si chiuderà l'11 di dicembre con apertura il sabato pomeriggio e la domenica mattina e pomeriggio. Un secondo percorso si svilupperà probabilmente l'anno prossimo, sempre in questo periodo autunnale, prima del Natale. Casa Museo Sartori è una realtà che oramai ha 3 anni e siamo partiti nel settembre del 2013 con una mostra dedicata a Tazio Nuvolari. Quest'anno questa mostra è quella che chiude il giro delle mostre del 2016. L'anno prossimo riprendiamo la stagione con una mostra dedicata agli animali intitolata Animalia e l'appuntamento successivo dedicato a Tazio Nuvolari. Questa casa museo è una realtà della quale ci siamo innamorati subito appena l'abbiamo vista, perché da anni cercavamo uno spazio espositivo che ci permettesse di fare delle rassegne importanti come quelle in corso. La casa si struttura su 2 piani e quindi noi non abbiamo fatto altro se non riunire alcune sale che erano la casa era frammentata e le abbiamo realizzato uno spazio unico, molto bello, molto accogliente. Abbiamo voluto che nascesse non solo come spazio espositivo ma come una vera e propria casa. Lo spazio si contraddistingue anche per la costruzione, per l'inaugurazione recente dedicata a Terra Crea. Nello spazio esterno della casa abbiamo allestito un museo permanente di opere ceramiche eseguite appositamente per i maestri della ceramica italiana, che oramai superano il centinaio, sono circa 112-113, ma siamo in attesa di nuove piastre perché le adesioni dei maestri ceramisti italiani sono numerose.